Antichiteras, generatori di pittura subliminale. E questo è il titolo della mostra dell'artista nuorese Achille Salerno, ospitata nell'ex Casa ASL di via Ferraccio a Nuoro. L'evento, inaugurato il 20 dicembre e che si potrà visitare fino al 20 gennaio, è inserito nelle iniziative per lanciare la candidatura di Nuoro a Capitale Italiana della Cultura 2020 ed è stata promossa in coordinamento con l'amministrazione comunale. Antichiteras non è solo l'esposizione di opere d'arte, ma un viaggio in cui pittura, musica, scrittura, scienza e tecnica si fondono per trasportare il visitatore in una dimensione onirica in cui le immagini indagano l'animo umano. Una mostra che sintetizza il percorso artistico e umano di Achille Salerno, che ha una dimensione europea pur partendo dalle sue radici nuoresi. Antichiteras è una grande scrittura di immagini che a prima vista può raccontare questo, districare i codici per poter leggere una più ampia panoramica di simboli, ma poi ci si perde nelle costruzioni aritmetiche dei vuoti creati da venti cosmici che turbinano in una miriade di elementi in aleatorie prospettive spaziali, scrive il critico d'arte francese Jean-Paul de Beauregard. Nelle pirotecniche astrazioni, dipinte con un solo pennello ed eseguiti tutti a mano libera senza l'ausilio di alcuno strumento, si può leggere la complessa grammatica di alcuni elementi geometrici intenti a costruire una sintassi di forme infinite rotanti negli universi molti.